Cari telespettatori, rieccoci insieme questa sera. Allora affrontiamo tanti problemi, tante questioni che riguardano il mondo degli anziani in generale, ma dei pensionati in particolare. Sappiamo che sono questioni che stanno a cuore a tantissimi, che il numero di persone anziane, di pensionati è veramente alto nella nostra regione, comunque rappresentano un 26%, anzi rappresentano un 26% della popolazione, ma pensate che il 67%, e questo lo dico per quanti ci hanno fatto delle obiezioni tempo addietro, ha un reddito inferiore ai 1500 euro, quindi immaginate che conti deve fare. Le donne percepiscono un reddito veramente basso, percentuali che fanno una media sui 500 euro, quindi non riescono veramente ad andare avanti. Inoltre c'è una questione socio-sanitaria che deve essere affrontata perché tanti non riescono ad avere il supporto necessario dalle famiglie. Ci sono province e territori diversi nella nostra regione. Noi, supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, più volte ne abbiamo parlato relativamente a questioni specifiche, ma sappiamo che il territorio di Belluno è completamente diverso da quello di Rovigo, come Venezia è diversa da Treviso o da Padova. E allora facciamo il punto di una situazione, di un periodo molto complesso, evolutivo, di assemblee di cui vi abbiamo tenuti aggiornati tutti quanti voi, e facciamo anche un punto di quello che è lo stato che si è avanzato nel tempo a fronte anche di una situazione politica ed economica del nostro paese. Lo facciamo naturalmente con i segretari dello SPI-CGIL del Veneto. Eccoli qui con noi, ve li presento subito. Ben ritornata Rita Turati, segretaria generale SPI-CGIL. Facciamo un bel applauso al nostro pubblico che dopo vi presento. Accanto a lei Renato Bressan, segretario generale dello SPI di Belluno, e quindi ci racconterà la situazione del bellunese. Da questa parte invece abbiamo Daniela Argenton, segretario generale SPI di Rovigo, grazie anche a lei. E poi Rosanna Bettella, segretaria generale SPI di Padova. E Gino Canale, segretario generale SPI di Vicenza, grazie. E un applauso al nostro pubblico che sono, anche se belli e attivi, sono comunque pensionati. Confermo, siete tutti pensionati? Tutti pensionati, belli, giovani e pimpanti. Allora, noi sorridiamo perché in realtà non c'è tantissimo da sorridere vista la situazione attuale, lo sappiamo. Sono tante le questioni che emergono. Io vorrei un po' fare il punto di questo periodo in cui abbiamo tenuto aggiornati i nostri telespettatori con Rita Turati, cioè capire work in progress, che cosa si è arrivati, qual è lo stato attuale e poi le tante lotte che voi state intraprendendo, perché in realtà adesso poi abbiamo un nuovo ministro per quel che riguarda la sanità, anche lì oggi è stato provocato questo ministro, stamattina in un'intervista su Radio 24 dal giornalista che diceva, ma insomma le chiedeva, ma per il sociale, per gli anziani avete provveduto? Lei non ha mai pronunciato la parola anziani e l'ha trovata interdetta e questo mi ha fatto, ho detto ecco, voglio cogliere anche Rita Turati in questo e tutti anche gli altri segretari, perché è una delle questioni principali. I numeri parlano da sé. Tutti saremo un domani pensionati, ce ne c'è un numero importantissimo, ma qui in regione non si sa cosa si sta facendo e aggiorniamo allora i nostri telespettatori. Sì, allora questa è un'occasione sempre molto importante, no? Perché quando si fanno i congressi è un'occasione per fare un po' di bilanci, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista organizzativo, rispetto a quanto 4 anni fa ci eravamo dati come obiettivo di carattere generale, questo a livello nazionale, ma poi anche appunto a livello regionale e provinciale, come vedremo. E il bilancio, devo dire, dal punto di vista dei risultati, insomma, generali è un po' scarso in questi ultimi anni di crisi, in particolare, come abbiamo avuto modo di dire in tante altre trasmissioni qui e come è emerso insomma con grande chiarezza anche dalla rabbia che veniva in un qualche modo espresso dalle assemblee che abbiamo fatto con i pensionati e le pensionate a livello provinciale e insomma abbiamo proprio avuto la sensazione che i pensionati e le pensioni in particolare siano state davvero usate come bancomat, no? Come diciamo parte economica per saldare una parte dei debiti dello Stato, così decisa poi tra l'altro senza nemmeno un confronto. In ogni caso, andando per ordine, la cosa che intanto mi preme dire è che è stato un bel bagno di democrazia questo del congresso, perché noi nel giro di un mese e mezzo praticamente abbiamo fatto la bellezza di 512 assemblee, abbiamo toccato più
tutti i congressi di Lega, ma insomma le assemblee sono state quelle. Faccio una parentesi per far capire a chi ci Sì. ascolta, se non erro avete 205.000 iscritti? Sì, e abbiamo Quindi avuto una partecipazione che ha toccato i 20.000, il 10%, siamo riusciti a toccare in queste assemblee, dal punto di vista della partecipazione, il 10% dei nostri iscritti. Che dire così, il 10% non sembra un dato esagerato, no? È relativamente basso, ma se si pensa alla dimensione degli iscritti dello SPI si parla di 20.000 persone e di oltre 500 assemblee, quindi insomma, oltre allo sforzo fisico, diciamo così, perché li siamo proprio andati a cercare, anche cercando il contatto con le stesse persone, telefonando a casa, insomma, poi dirà meglio, per esempio, Belluno toccata dal tempo e dalla neve, ha avuto difficoltà anche peggiori che in altri territori, insomma è stato un bello sforzo fisico e devo dire però che questo è riuscito a darci dei risultati importanti, perché la gente è arrabbiata e anche disorientata, soprattutto in quest'ultima fase in cui si è accelerata, diciamo così, la politica a livello nazionale col governo Renzi e la fretta, no? Di impostare una qualche riforma in tempo stretto. Insomma, da un certo punto di vista c'è disorientamento, c'è rabbia per quello che è successo negli anni passati coi tagli, anche alle pensioni, ai tagli al welfare, dall'altra comunque rimane una speranza dovuta al fatto che, insomma, prima o poi l'uscita dal tunnel si deve vedere. La CGIL si è presentata con un documento importante che ha avuto il 97% di risultato, quello per cui primo firmatario è Susanna Camusso, e quindi è uscito con, diciamo così, un giudizio che dà la dimensione di uno SPI del Veneto compatto, insomma molto compatto, che ci carica di responsabilità, e quel documento politico rappresenta per noi la piattaforma, le priorità su cui agire nell'immediato, a partire appunto dai primi appuntamenti che noi avremo, l'Europa e le elezioni che ci saranno a maggio, perché molte delle cose che ci potrebbero capitare a breve dipenderanno da quanto riusciremo a modificare le politiche europee. Ecco, allora questo aspetto qua che per poi io voglio finisco, sì. Poi dopo riprendiamo magari nello specifico, per poi arrivare alle singole questioni che attengono alla vita dei cittadini, al paese e alla vita dei cittadini più in generale e dei pensionati nello specifico. Insomma. Ecco, vorrei toccare proprio l'aspetto Europa, Sì. per stare appunto anche sul pezzo, sulle notizie, sulle questioni attuali. Siamo prossimi alle elezioni europee. Di fatto moltissimi, soprattutto anche anziani, non percepiscono questo fatto dell'Europa che possa essere importante per loro, per la propria situazione previdenziale, pensionistica. Qui allungo anche la cosa a voi del pubblico, perché poi magari potrete anche intervenire. In che termini può l'essere inseriti in un contesto europeo, avere un candidato anziché un altro rappresentativo importante per fare un passo avanti in una situazione attuale per i pensionati? Cerchiamo di spiegare questo passo che magari per voi è scontato perché lo vivete, perché ci lavorate continuamente, ma per chi ci segue invece non lo è, perché c'è uno scollamento, non è solo del Veneto, non è dell'italiano, ma in Europa, dei vari paesi, certo, molto forte dall'Europa. Certo. E più che mai questo è stato visto dagli anziani, dove invece magari i giovani riescono a capirne la valenza, alcuni perché si muovono, perché c'è questa mobilità. L'anziano invece vede sempre un regredire della propria posizione, più si entra in Europa, più peggio è. Cerchiamo di spiegarlo un attimo, poi entriamo anche nell'altro specifico degli altri. Perché le politiche europee sono state politiche dettate dal rigore, dal ripianamento dei conti economici, eccetera, e quindi di tagli. Si è ristretto fortemente il perimetro degli interventi pubblici e l'idea di un'Europa che possa puntare sullo sviluppo ed una concorrenza positiva, no? E poi perché, e quindi questo ha inciso moltissimo. Se tu pensi per esempio che Berlusconi nel 2009 una delle prime cose che disse è: ce lo dice l'Europa, la famosa lettera con i 39 punti è stata determinante da questo punto di vista, no? Dobbiamo tagliare la spesa pubblica perché ce lo chiede l'Europa, dobbiamo riformare le pensioni e ridurre la spesa pensionistica o quella sanitaria perché ce lo dice l'Europa, adesso proprio dicendola in soldoni. Quindi l'Europa è stata vissuta davvero come un nemico. Oltretutto l'Europa che cos'è? Non c'è un Parlamento, non c'è una Costituzione europea, no? In cui ognuno di noi si possa riconoscere. C'è
una commissione europea e una banca europea che decidono delle cose, a prescindere sulla testa delle persone, quindi è vissuta come nemico. E come potrebbe condizionare una rappresentanza di anziani? Non ho capito. Come potrebbe essere condizionata in senso favorevole l'Europa a fronte di quali azioni da parte vostra? Beh, come quale azione? Intanto andando a votare e votare per una lista riformista, questo mi pare assolutamente evidente, cioè di fronte a questo fatto di viverla in questo modo e di sentirla così lontana, cioè si sono scatenati i populismi, no? Cioè abbiamo visto la Lega e molti, Grillo stesso per dirne alcuni, no? Fratelli d'Italia e tutta, diciamo, i partiti del centrodestra che si sono scatenati contro l'Europa e sono nati appunto partiti nazionalisti a livello europeo come quello guidato da Le Pen, ma non solo, è generalizzata la cosa, che vogliono uscire come se fosse la stessa cosa dall'euro e dall'Europa, no? Senza neanche fare distinzioni, senza capire che in una fase come questa non te la puoi giocare nella concorrenza internazionale solo come nazione e come Stato. Quindi il punto è, ci interessa diciamo, stare con chi si vuole chiudere in casa e vuole fare una politica nazionalista, contraria, non inclusiva, oppure vogliamo costruire come, e noi come CGIL siamo sempre stati sostenitori dell'Europa dei popoli, dell'Europa dei diritti, della partecipazione, della cessione anche di una parte della sovranità popolare per costruire una grande Quindi questa è una conferma Europa. Di una posizione. E quindi è evidente che noi siamo per le forze di centrosinistra, assolutamente sì. E io spero anche che il sindacato europeo, la CES, nel giro di brevissimo, visto che ci manca poco, il 25 di maggio, riesca a costruire le condizioni perché si schieri ed esca con una posizione chiara a sostegno appunto delle forze progressiste a livello europeo che vadano appunto nella direzione di costruire un'Europa assolutamente diversa e alternativa a quella che abbiamo attualmente. Era un argomento siccome è percepito questo, l'abbiamo visto anche dalle trasmissioni anche recenti, era importante che farlo. Chiedo a qualcuno di voi del pubblico là dietro, che comunque siete sempre addetti ai lavori, benissimo, che percezione c'è dell'Europa? Quindi che cosa si sente di dire a riguardo con le osservazioni che ha fatto il segretario? Nella campagna congressuale, che come diceva Rita è stata molto partecipata secondo noi nel Veneto, quando affrontavamo il tema dell'Europa, noi abbiamo percepito una grande ostilità nei confronti di questa istituzione. Ah, l'avete sentita? L'abbiamo sentita e le ragioni sono proprio quelle di avere predicato ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Perché solo recentemente qualcuno, Renzi anche l'altro giorno, il Presidente del Consiglio dei Ministri nostro, ha affermato il principio che lo dobbiamo fare per noi, per i nostri figli, non perché ci chiede. Ma è fin troppo evidente che l'immagine che c'è fra le persone anziane è un'immagine negativa dell'Europa. D'altronde a me capita di girarla questa Europa perché all'interno dello SPI ogni tanto mi occupo anche di questioni internazionali e quello che registro prevalentemente è che sia in Italia ma anche negli altri paesi europei la crisi ha messo fortemente in discussione quello che è il welfare, quello che è lo Stato sociale. I tagli sono stati praticati nel nostro paese ma anche negli altri paesi in Francia, europei. Per esempio, Questa è la ragione, per esempio, per la quale il 4 di aprile prossimo la CES ha indetto una manifestazione nazionale a Bruxelles e CGIL e CISL-UIL nazionali hanno deciso la partecipazione. Noi del sindacato pensionati siamo invitati a partecipare e io credo che ci metteremo d'accordo per avere anche una delegazione del Veneto che parteciperà a questa grande manifestazione europea, perché noi chiediamo che nella prossima campagna elettorale si affermi il concetto di un'Europa degli uomini, non di un'Europa basata sull'economia, basata sulla finanza. Questo è il punto vero. Per cui anch'io ho detto ai nostri anziani, per esempio, che ci sono degli importanti appuntamenti ai quali dobbiamo rispondere.
e dobbiamo rispondere positivamente a quello del 25 maggio prossimo, sapendo, e con questo concludo, che fino a questo momento la maggioranza dei governi in Europa sono di destra, sono di centrodestra, e di conseguenza noi crediamo, fermo restando la nostra autonomia sindacale, ma se i nostri interlocutori a livello europeo dovessero essere più, come dire, vicini alle nostre idee, alle nostre iniziative, alle nostre esigenze, comunque siamo perché si affermi una Europa degli uomini, dei diritti e non solo una Europa sull'economia, economia che ha le sue regole, ma non possono soffocare quelle che sono le condizioni della gente che già avviene in Europa. Il caso emblematico mi pare quello della Grecia. Ecco, sì, no, infatti, esatto, questo è lo spauracchio terrificante. Questo è il punto. Infatti, no, è molto utile. Argenton doveva dire qualche cosa a questo proposito. Ripeto, ne abbiamo parlato tantissimo. No, ma infatti io so che ne avete parlato tra di voi, siccome questo tema è molto importante, però c'è proprio in questo momento poi si parla di indipendenza del Veneto, per cui attenzione che c'è addirittura, ed è molto sentita questa cosa per dire dagli anziani, ecco, per quello dico, sono temi che sono molto sentiti da voi che ci lavorate dentro, però molte volte gli anziani invece l'Europa veramente non la percepiscono, oppure è un'istituzione, per cui è importante accennarne, poi chiudiamo questo capitolo. Sì, brevissimamente durante le nostre assemblee, come ha detto anche Rita, ne abbiamo fatto tantissime anche nella nostra provincia di Rovigo, abbiamo toccato tutto il territorio e uno degli argomenti che abbiamo trattato, anche se sinteticamente, perché poi insomma la crisi, le pensioni, quello che facciamo quotidianamente è stato spiegato, abbiamo avuto, come dire, interloquito con i nostri iscritti, ma abbiamo appunto parlato anche che l'Europa deve, come dire, dare meno rigore e meno, perché il rigore e i tagli che noi subiamo ovviamente toccano poi i pensionati. E quindi qui si concorda sotto tutti i punti di vista importantissimi. No, infatti loro ci hanno seguito, ci hanno ascoltato e condividono anche quello che noi abbiamo, le nostre informazioni, il modo con cui gli abbiamo spiegato, le spiegazioni. Ecco, Turati, non volevo portarle via la parola, ma era una parentesi che mi dispiaceva perdere in questo momento. No, ma va benissimo, poi voglio dire, va bene che si interloquisca fra di noi, perché poi i temi che abbiamo affrontato nei vari territori sono gli stessi, il documento è quello che si è andato a presentare, no? E rappresenta, appunto dicevo, la nostra piattaforma politica con cui autonomamente poi ci rapportiamo a cosa che sta succedendo quotidianamente con le varie istituzioni e i vari livelli, in primis con il governo ovviamente nazionale, e poi però c'è un filo rosso che lega le proposte di carattere nazionale all'azione quotidiana che noi svolgiamo nei territori, questo è il punto, no? Ovviamente, essendo noi il sindacato dei pensionati di tutti i temi che il documento politico nazionale trattava, le cose che sono state sentite e dibattute di più sono queste di cui già la Daniela diceva, no? Sul tema delle pensioni, in particolare quello che è accaduto con la riforma Fornero, che praticamente ha scassato l'intero sistema, togliendo il futuro non solo alle nuove generazioni ma anche ai pensionati, direi, perché per la prima volta, senza chiederci nulla, hanno deciso di sottrarci quote economiche dalla nostra pensione irrilevanti, perché ricordo tutti che in un biennio ci sono stati tolti mediamente il valore di una mensilità, grosso modo 2.000 euro, quindi una cifra consistente, e non alle pensioni alte, alle pensioni medio-basse. Per cui questa cosa insomma, è stata discussa in modo molto approfondito e sono emerse anche, questo è giusto dirlo, delle posizioni che vanno ben oltre le proposte che sono contenute all'interno del documento. Cioè, la discussione è stata davvero una discussione di merito fra i nostri iscritti, cercando anche da parte loro di trovare delle soluzioni. La stessa cosa è sul tema della salute e del welfare, perché i tagli a livello nazionale hanno pesato fortemente sulla carne viva delle persone e hanno inciso pesantemente sulla qualità e quantità dei servizi che poi quotidianamente vengono erogati,
in particolare per i non autosufficienti, cosa che abbiamo trattato più volte qua, ma non solo, perché forte era la preoccupazione anche per ciò che stava succedendo ai servizi che in un qualche modo potrebbero dare, no, un futuro e che sono fondamentali per lo sviluppo di un paese come i servizi scolastici, dagli asili nido, per dire, no? Fino ad arrivare a tutto l'intero sistema, e queste cose, avendo loro figli o nipoti che ancora vanno a scuola, ovviamente erano fortemente toccati, ma la cosa che toccava di più e che è emersa nel dibattito è il tema del lavoro. Il tema del lavoro in assoluto è stata la questione siccome più appunto trattata. Ne abbiamo accennato anche in un notiziario di aggiornamento, per un tema importante che vorrei che venisse toccato e anche vedere i vostri vari punti di vista. Rapidissimi, andiamo in pubblicità, pochi secondi, riprendiamo con questo tema e vediamo come viene percepito anche da chi non dovrebbe avere più come preoccupazione il lavoro. In realtà emerge chiaramente per queste persone, per i pensionati, è una priorità. In che termini e come, in che percentuali, lo vediamo insieme tra poco.